Presente all'11° congresso dei pensionati della UIL anche l'Ital UIL con il direttore generale Maria Candida Imburgia. Cosa significa l'incontro con i pensionati, che sono anche il nucleo forte dei vostri associati? Per noi Ital, per noi che quotidianamente svolgiamo un'attività di patronato e quindi un'attività di assistenza e tutela nei confronti dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e quindi di tutti i cittadini, è importante e rilevante avere un supporto da parte della UILP, da parte dei pensionati della UIL, poiché abbiamo necessità di un confronto operativo, abbiamo necessità di uno scambio di esperienze, quello che è il mondo dei pensionati, che poi rappresenta una rilevante fetta dei nostri assistiti. Per noi è fondamentale cercare il confronto, sempre nel rispetto dei ruoli reciproci, e io ringrazio sinceramente il segretario generale della UILP, Romano Bellissimo, tutta la segreteria confederale, in particolare per Agostino Siciliano, con il quale veramente si è instaurato un rapporto professionale e di scambio di idee, opportunità di svolgere il nostro lavoro meglio. Questo scambio formativo ci permette di offrire un servizio ai nostri pensionati di qualità, di svolgere il ruolo di patronato in modo completo, in modo esaustivo, poiché i pensionati hanno necessità, nel momento in cui si recano presso un ufficio di patronato dell'Ital, di essere supportati non soltanto a livello proprio normativo, ma anche a livello di conforto, a livello di assistenza. Anche per il futuro cercheremo sempre più questa collaborazione, questa sinergia, ripeto, nel rispetto dei ruoli reciproci, perché rappresentiamo due mondi diversi, però una sinergia costruttiva che guarda al futuro, e quindi un grazie alla UILP e un grazie alla UIL tutta. Tramite la UILP voi avete una voce in capitolo anche per quanto riguarda le organizzazioni internazionali attraverso la FERPA, della quale fa parte appunto la UILP. Che cosa chiedete? Voi siete un front office anche dei pensionati italiani all'estero. Quali sono i problemi che rilevate e quali le richieste che rivolgete alla UILP perché si faccia tramite presso la FERPA in Europa? Allora, innanzitutto vorrei sottolineare che i pensionati all'estero rappresentano una rilevante percentuale, perché rappresentano tutti quei cittadini italiani che tra gli anni 50, quindi dopo il dopoguerra, hanno emigrato e quindi si sono mossi verso una terra che poteva essere l'America, l'Argentina, l'Australia, la Svizzera, la Germania, la Francia, il Belgio, quindi si sono mossi verso queste terre che offrivano a loro un'opportunità. E adesso quelli che erano giovani e sono partiti adesso sono gli anziani all'estero. E queste sono persone che hanno attraversato anche delle difficoltà di inserimento, delle difficoltà di approccio non soltanto sociale ma anche lavorativo. E noi lì siamo presenti, poiché l'Ital è presente in tutto il mondo, e siamo il primo patronato all'estero, e lo diciamo con orgoglio, perché nel momento in cui diciamo che siamo i primi non è soltanto un fattore di numeri, ma dietro quei numeri ci sono tanti assistiti ai quali noi rivolgiamo il nostro lavoro di patronato. E lì diciamo che il lavoro è anche ha un'accezione un po' diversa, perché il pensionato che si reca presso un patronato Ital all'estero non si reca soltanto per la pratica di gestione, ma anche per sapere, per conoscere, per avere un conforto formativo che magari non ha perché si trova all'estero. E noi lì siamo presenti quindi anche con un ruolo di segretariato sociale, quindi non soltanto la pratica di pensione, non soltanto il reddito, non soltanto
la ricostituzione di una pensione, ma il conforto formativo, perché sono persone che hanno lavorato in Italia, poi si sono spostati all'estero, quindi hanno un ratio di pensione in Italia, un ratio di pensione all'estero, quelle che noi chiamiamo le pratiche in convenzione internazionale, sulle quali siamo andati molto avanti, in confronto con gli enti. Naturalmente lì dobbiamo dare un supporto maggiore al nostro pensionato, e infatti oggi qua abbiamo anche molti esponenti delle nostre sedi estere che sono stati gentilmente invitati. Perché? Perché c'è una stretta collaborazione, perché lì si fa un lavoro veramente operoso, quindi perché noi ascoltiamo e tuteliamo ed operiamo, quindi non soltanto ascoltare, che è un verbo passivo, ma poi c'è la fase successiva, quello di operare per loro, per i pensionati all'estero, e quindi lì quello che chiediamo è un maggiore confronto. Va migliorato anche con gli enti, perché noi abbiamo necessità, e per questo ringraziamo anche gli enti che collaborano con noi, per sempre migliorare, ma tutto ciò focalizzato all'interesse del bene pubblico, in questo caso calato nei confronti dei pensionati all'interesse del pensionato, in Italia o all'estero che sia.